Conferenza stampa del sindaco di Agrigento Miccichè, cui ha partecipato anche l'assessore al ramo Trupia e il dirigente del settore Di Giovanni. Oggetto della stessa è il contratto di igiene ambientale e lo scerbamento in città, che segue la richiesta dell'ex sindaco Firetto a tal riguardo. Lo stesso Firetto ha chiesto anche all'attuale primo cittadino un confronto sulla materia. Il sindaco Miccichè ha fornito i chiarimenti in materia, precisando quali siano i termini contrattuali. Lo scerbamento non è previsto nel contratto, inutili le polemiche create dall'opposizione. Ma il confronto non lo faccio perché non siamo in campagna elettorale, peraltro anche in campagna elettorale non ho voluto fare i confronti, quindi non lo reputo opportuno. Oggi proprio ho convocato la conferenza stampa per dare spiegazioni alla città di come è articolato il contratto dell'igiene ambientale, quindi compreso anche lo scerbamento, di quali sono i servizi previsti e anche del personale che abbiamo a disposizione. Lei ha invitato anche le associazioni di consumatori che avevano reso un ruolo importante anche in questo campo. Sì, abbiamo invitato voi organi di stampa e poi è aperta a tutti, specialmente agli ambientalisti e anche alle associazioni di consumatori. È una conferenza stampa aperta, quindi anche per rendere partecipi un po' tutti e per far capire alla gente in effetti la situazione in cui ci troviamo. Sindaco, nonostante i tantissimi controlli, le telecamere e quant'altro da parte anche della Polizia Municipale, purtroppo ci sono delle zone dove l'abusivismo nel gettare rifiuti è altissimo. Sì, questa è una piaga che ci siamo trovati e che stiamo incontrando anche noi, quindi non accuso nessuno dei miei predecessori, purtroppo è anche un problema di educazione del cittadino. Ci stiamo lavorando, penso che i tempi saranno ancora. Una zona per esempio ad altissimo abusivismo è quella di Fondacazzo, vicino Piano Gatta. Lì purtroppo, nonostante ci sia una zona ecologica, il pattume cresce sempre giorno dopo giorno. Sì, lì stiamo cercando di ovviare la problematica rendendo molto più ampia l'isola ecologica e più fruibile anche come orari, in modo tale che quasi a qualsiasi ora il cittadino può accedervi e quindi depositare il proprio rifiuto. Ecco, verso San Leone, dove ora ci sarà l'esodo estivo, avete in mente un potenziamento della raccolta in qualche modo, qualche novità? Sì, sicuramente c'è un potenziamento della raccolta, ci sarà anche un potenziamento per la pulizia delle spiagge, ci sarà anche un potenziamento per la pulizia del porticciolo. Certo, è un lavoro immane, speriamo di poterlo portare avanti e di non deludere la cittadinanza. Ma più che ultime novità, noi abbiamo voluto questa conferenza stampa un po' per chiarire quali erano state le affermazioni del sindaco e le polemiche che ne erano scaturite a seguito della dichiarazione dove si diceva che non era previsto lo scerbamento. Quindi faremo chiarezza per quanto riguarda questo aspetto. Si sono chiesti anche, l'opposizione ha chiesto anche un confronto su questo tema. Ma guardi, l'opposizione dovrebbe fare un confronto con se stesso, considerato che è l'artefice di questa situazione. Quindi quali sono le novità che esporrete in conferenza stampa? No, ripeto, attualmente non c'è nessuna novità, diremo un po' com'è la situazione, diremo lo scerbamento com'è organizzato, diremo cosa sta facendo questa amministrazione per portare avanti questo servizio in maniera più dignitosa rispetto a quello che c'è attualmente. Nonostante i tantissimi controlli che voi fate, purtroppo ci sono delle zone della città, diciamo, anarchiche, nel senso che la gente va a scaricare. Una di queste, come vediamo dalle immagini, è quella per esempio della zona di Fondacazzo vicino all'isola ecologica. Sì, purtroppo è un'immagine ricorrente che speriamo venga eliminata nel momento in cui l'azienda toglierà l'isola ecologica di Piazzale Golamalfa e rimarrà solo quella di Fondacazzo. Lì ci saranno 2 operatori ecologici e sarà tutta videosorvegliata. Ecco, per il resto, per ciò che riguarda la differenziata in generale, quali dati abbiamo? Ma i dati sono buoni perché i cittadini rispondono alla differenziata e quindi noi speriamo di migliorare ulteriormente questa percentuale e continueremo nella campagna di sensibilizzazione e di informazione, cercheremo di venire incontro alle esigenze principalmente
della zona di San Leone, dove attualmente ci sarà maggior afflusso, abbiamo messo maggiori contenitori. È un percorso lungo che in ogni caso vedremo i risultati che darà.